I 5 Stelle hanno già scelto il candidato alle regionali. La notizia, rimbalzata su un quotidiano locale, viene smentita dai vertici veneti pentastellati. Il nome è quello dell'ex senatore Enrico Cappelletti, padovano 52enne, ma al momento non è nemmeno certo che si sia autocandidato. Il Movimento 5 Stelle infatti attende il 10 febbraio, data in cui si chiuderà la possibilità di autocandidarsi alle regionali. Dunque non è chiaro quanti siano i candidati da scegliere con il voto online attraverso la piattaforma Rousseau o se ci sia convergenza in un solo nome. L'unica cosa certa è la volontà dei pentastellati di correre da soli o con l'eventuale appoggio di una lista civica, ma di sicuro di non partecipare alla grande coalizione di centrosinistra che si sta formando. Il 10 febbraio sarà dunque un giorno carico di appuntamenti a Padova che delineeranno il futuro della campagna elettorale in vista delle regionali di maggio. Lunedì sera in città alle 18:30 al Gran Teatro Geox arriverà il leader leghista Matteo Salvini per la prima tappa veneta a sostegno di Luca Zaia. Con lui il governatore e l'ex ministro Lorenzo Fontana. In contemporanea, sempre a Padova, il popolo delle sardine scenderà in piazza nel quartiere Portello per sfidare il Carroccio. In tarda serata, sempre lunedì e sempre a Padova, è attesa anche la direzione del Partito Democratico, chiamata a decidere definitivamente il nome del candidato alla presidenza delle regione, anche se non viene esclusa nemmeno la strada delle primarie che vedrebbe contrapposto il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni di Coalizione Civica ed esponenti del partito come l'attuale capogruppo PD in regione Stefano Fracasso o i sindaci di Rovigo e Belluno Edoardo Gaffeo e Jacopo Massaro.